Eccoci, buongiorno, ciao, benvenuti. 14.02 le parole del dono in diretta da Fondazione Banca degli Occhi. Seconda puntata del mese di dicembre. Ci avviamo rapidamente verso davvero il periodo natalizio. Oggi, graditissimo ospite, fresco di nomina, abbiamo davvero piacere di ospitare il presidente dell'AIDO regionale, Luca Cestaro. Buongiorno a tutti, Luca. ciao Enrico. È un Ciao, piacere grazie. essere tuo ospite. Grazie innanzitutto di essere qui con noi. Come stai, Luca? Sto bene, dai. Sto Bene. bene, mi sto caricando. Bene. Tu sei collegato da San Bellino, giusto? In San provincia di Bellino, Rovigo. esatto. Bene. Un po' lontano da voi, ma comunque molto vicino. Esatto. Bene, Luca, allora iniziamo la nostra conversazione. Come sanno chi ci segue da casa, come sa chi ci segue da casa, sono una ventina di minuti, insomma, il tempo di bere il caffè insieme. E Certo. volevo aprire con te questa puntata ricordando davvero con tutto il cuore la professoressa Ardit, presidente della sezione AIDO di Venezia, del comune di Venezia, che purtroppo l'altro giorno ci ha lasciato. Ecco, vorrei davvero ricordarla come una grandissima testimone del dono, instancabile e appassionata. E vorrei inviare davvero alla sua famiglia un fortissimo abbraccio, unitamente anche davvero di cuore a tutti i soci AIDO che l'hanno conosciuta in questi anni, davvero instancabile protagonista nel suo comune e più in generale nella vita dell'associazione. Sì, l'Andreina, come chi l'ha conosciuta, al di là della sua professione, era una volontaria instancabile, anche perché anche lei ha avuto, diciamo, la sfortuna di avere bisogno di un organo e quindi vivere in prima persona che cos'è un trapianto e ritornare alla vita. E lei ha speso poi tutto il suo tempo nella sua zona, nel Venezia centro storico, lavorando instancabilmente lei e anche tutta la sua famiglia per aiutare non solo l'associazione, ma anche quello che rappresenta. E quindi lei era il leone di San Marco, la chiamavano, perché non era mai ferma. Lei era sempre un vulcano in continua eruzione di idee, di innovazione e a volte anche controcorrente. E questo le dà merito per tutto quello che ha fatto. E quindi io porterò sempre un bel ricordo di lei dentro, anche perché l'ho sentita circa 15 giorni fa che abbiamo parlato per telefono e quindi mi diceva che cosa aveva fatto, quali soluzioni, progetti, eccetera. Quindi molto carica, una persona positiva che trasmetteva anche entusiasmo di fare. E quindi, ripeto, da parte di AIDO Regione Veneto, ma credo di tutti i volontari del Veneto, ci siamo stretti attorno alla famiglia e siamo vicini al loro dolore, ecco. Quindi è una grande perdita purtroppo. Grazie Luca delle tue parole e davvero un saluto affettuoso e un abbraccio forte alla sua famiglia anche da tutto lo staff di Fondazione Banca degli Occhi. Ecco Luca, vorrei partire proprio un po' della figura della professoressa Ardit per fare una riflessione un po' sull'associazione, sui vostri soci. Ecco, quanto è importante avere davvero dei soci che ci credono in quello che fanno, si spendono nel territorio, sempre pronti al dialogo, ma sempre pronti anche al confronto e alla testimonianza poi, incontrando cittadini normali e informando, sensibilizzando sulla cultura del dono. Beh, chiaramente
chi vive questo passaggio, questo momento, no, della vita, del trapianto e di ritornare alla vita, ha qualcosa di intimo da trasmettere agli altri. E più di una qualche volta i testimonial trasmettono proprio questa emozione. E avere dei testimonial così importanti per noi è importante per far capire alle persone qual è l'opportunità che loro hanno, che è quella della donazione, di dire sì ad una scelta consapevole. Andreina era una, come tanti dei trapiantati, che si cercava di far capire: non dovete provare voi per capire qual è il valore del dono, ma ascoltate quello che vi diciamo perché è importante, perché evitate domani di trovarvi nella nostra stessa situazione. Perché purtroppo, no, San Tommaso è sempre lì dietro l'angolo. Non ci credi se non ci pianti il naso. Però la realtà è questa: avere persone che ti portano la loro vita, le loro emozioni, la propria parte intima, più segreta, e te la mettono a tua completa disposizione, ti informano, ti portano una parte di sé, te la regalano e tu non la cogli, allora vuol dire che molto probabilmente non è pronta questa persona a valutare e a scegliere. Però ecco, non bisogna neanche scartarla a priori. Deve essere un messaggio che deve arrivare, se non arriva oggi arriverà domani, ma deve arrivare, deve dare un'emozione. Ed è quello che Andreina, come trapiantata, e come tanti altri trapiantati che fanno parte del mondo di Aido, portano questo messaggio. Ogni trapiantato ha una storia meravigliosa da raccontare. Senti Luca, tu hai preso il testimone da poco della presidenza dell'AIDO regionale. Ecco, un'associazione importante, l'hai ereditata da 8 anni da Bertilla Troietto, una Certo. grande figura, una grande presidente. Qui la presidente di Aido Vicenza che ci saluta, della provincia di Vicenza, la Daniela, anche ciao a tutte, grazie. Ciao Daniela. Anche Stefano Lecca, il nostro, il nostro consigliere di amministrazione. Ecco, come ti senti a ricevere innanzitutto, ecco, il testimone di una grande associazione? Qual è stato magari il tuo primo stato d'animo, insomma, appena saputo? Abbiamo saputo poi che si sono rinnovate anche tante giunte provinciali, abbiamo visto anche la giunta nazionale che ha riconfermato la presidente Petrin, che facciamo un augurio davvero di cuore, di buon lavoro. Ecco, qual è stata la tua prima emozione da un lato, e dall'altro se ci puoi raccontare quali sono secondo te le sfide che l'AIDO deve affrontare, l'AIDO regionale o più in generale anche nazionale, che deve affrontare nei prossimi mesi? Beh, ti confesso che avere un incarico così importante come quello della presidenza della Regione Veneto è una cosa che non mi sarei mai aspettato. E trovare un'emozione che possa rappresentare e far sentire come mi sono sentito, devo essere sincero, un po' di strizza ce l'ho avuta, perché è una responsabilità, non è una carica per mettersi sul trono e rimanere là e guardare dall'alto quello che viene fatto, diciamo, ai livelli inferiori, ma è comunque una responsabilità nei confronti di chi ha fiducia e conta su di noi in quello che facciamo, quelle persone che hanno bisogno di un trapianto, che possa essere di un organo, che possa essere di un tessuto, che possa essere di una cornea, loro hanno e riversano la loro fiducia in noi. Se noi non siamo in grado di trasmettere
e far capire il valore del dono, queste persone non avranno un'opportunità di ritornare a una vita normale. E quindi, com'è che si dice, tutti noi abbiamo diritto ad essere curati, ma se la cura è un trapianto, se non c'è la donazione non ci può essere la cura. E quindi è importante capire che prima di essere curati dobbiamo anche essere pronti a dare. E questo è fondamentale, perché se no il medico non ti può aiutare in questo. E quindi ti dico, è stata un'emozione grande, però anche grande paura e grande responsabilità, perché non è come fare il presidente di gruppo o il presidente di provincia. Hai una responsabilità di coordinare e di trainare poi anche tutti gli altri. E ho trovato un equilibrio molto forte. Ho trovato anche la voglia di fare su tutte le province del Veneto e voglia di rinnovarsi. E questo è quello che ti dà più la carica e sicuramente ti dà anche qualche sensazione positiva per il futuro. Tant'è che abbiamo cercato di imbastire il nuovo Consiglio regionale su una direzione un po' omogenea, dove tutti siamo coinvolti, dove tutti tiriamo il carro, come si dice. E le sfide sono quelle: avere un dialogo innanzitutto più diretto e costante con le province, informazione che è fondamentale, la collaborazione con le strutture come Fondazione Banca Occhi, come altre organizzazioni come il CRT, Centro Nazionale Trapianti, e tutte queste organizzazioni, proprio per avere aggiornamenti costanti e avere anche confronti per quelle che potrebbero essere le progettualità future. Insieme a questo ci metterei anche le associazioni del dono, perché ce ne sono tante, ma tutte insieme potremmo raggiungere risultati molto più ampi. E poi cosa molto importante, che è quella della formazione. Come dicevi prima, sono cambiati tanti consigli direttivi, sia a livello di gruppo che a livello provinciali, regionali e anche nazionale. E abbiamo un grosso lavoro su quello che è la formazione dei volontari. I volontari sono persone che danno un messaggio. Se il messaggio viene dato nel modo sbagliato o non corretto, rischiamo di fare un danno. E questo danno noi non ce lo possiamo permettere. È un lusso che AIDO non si può permettere in questo momento. Visto anche l'emergenza sanitaria che abbiamo, non possiamo permetterci di fare errori. E quindi questi sono i 4 punti fondamentali. E quindi informazione, formazione, collaborazione e poi chiaramente dobbiamo avere un dialogo costante con tutte le istituzioni, sia sanitarie che amministrative, con i comuni, le regioni, eccetera. Quindi è una grossa sfida. Non so se sarò all'altezza, però credo che il bagaglio che mi ha lasciato Bertilla prima è un bel bagaglio pesante. E io cercherò, insieme alla squadra che abbiamo, di portare a termine questo primo mandato, il secondo non si sa, nel modo più corretto e più giusto, insomma. Ascolta Luca, ma ti spieghi un attimo com'è organizzata AIDO? Cioè c'è un direttivo regionale, poi ci sono i provinciali, in ogni paese c'è una sezione. Com'è che si struttura e quanti soci ci sono in Veneto di AIDO? Allora, noi abbiamo circa 220.000 soci, In Veneto, 219 in Veneto parlo, in Veneto. A livello nazionale siamo quasi 1,4 milioni a un livello numero nazionale. consistente.
È un bel numero, sì, 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 è un numero veramente importante. E Aido è strutturata a piramide, c'è la base che sono i gruppi e teoricamente dovrebbe essersene uno per ogni comune. Non è così, perché dobbiamo avere volontari che decidano di iniziare, di aprire un nuovo gruppo. Però ecco, è fatto a piramide, quindi ci sono i gruppi, ci sono le sezioni provinciali, la sezione regionale e poi in cima abbiamo la sede nazionale. Questa è la struttura. Poi all'interno c'è la giunta, c'è il consiglio, ci sono le varie cariche che comunque, come ho sempre detto e dirò sempre, non è la carica che fa la differenza, ma è il volontario. Quindi siamo tutti volontari, le cariche vanno fatte pesare nel momento in cui noi ci dobbiamo confrontarci su un tavolo progettuale dove ci sono altre dinamiche, ma al nostro livello dobbiamo essere tutti uniti come unica squadra. Quello che mi piace di voi, Fondazione Banca Occhi, parlate sempre come fosse una squadra, non parlate mai io ho fatto o lui è. Questo per me è importante, è il messaggio che voglio portare avanti. Siamo una squadra, quindi non si parla di Luca, ma si parla di Regione Veneto, di Consiglio regionale. Questo è un messaggio che voglio lanciare, insomma, a tutti, se vogliamo essere veramente forti e raggiungere i risultati che ci siamo prefissati. Certo. Ecco Luca, hai fatto bene a sottolineare perché ricordiamolo che appunto quando si parla di volontari davvero sono volontari che gratuitamente spendono il loro tempo, le loro energie, a volte la sottraggono anche alla famiglia o a uno, magari a uno sport che uno potrebbe fare proprio per essere sul territorio per portare la cultura del dono. E quello che Esatto. è un altro passaggio che mi piaceva molto, appunto la sottolineatura del grande lavoro di squadra. Credo che appunto non ci sia nessuno è un cavaliere solitario, ma i grandi risultati arrivano proprio grazie al lavoro di squadra che si fa davvero, davvero tutti insieme. Poi mi aveva colpito che tu avevi citato, mi pare, su un tuo passaggio, anche una mia frase che avevo detto, insieme si va, anzi da soli si va più forte, insieme Sì, si va più lontano. Ecco, se certo. magari volevi commentare anche te questo passaggio, che a me piace molto questa frase, insomma. Questa è fantastica perché rappresenta proprio quello che è l'obiettivo di lavorare insieme come volontari. Perché se vuoi correre, nessuno te lo vieta, puoi correre, ma non vai tanto lontano perché poi alla fine ti mancano le energie, ti manca chi ti sostiene. Se invece vuoi veramente continuare a correre senza fermarti, devi correre insieme con tutti gli altri e quindi insieme sicuramente si raggiungono grandi obiettivi e si farà tanta strada. Io ti dico, quando l'ho sentita è stata veramente una frase azzeccatissima, proprio perché rappresenta quello che il volontario, quello che le associazioni fanno proprio per aiutare il prossimo. E quindi sì, il volontario è il bene più prezioso che un'associazione possa avere e va rispettato e va anche valorizzato. Bello, bello questo, davvero. E, senti Luca, come vedi questo periodo? Diciamo, questo periodo un po' anche, come dire, un po' in chiaro oscuro, anche un po' per il sentimento che si ha nei confronti anche magari delle misure restrittive, un po' del lavoro dei sanitari. Ecco, dal tuo punto di vista, da un lato come lo vedi? Come vedi, insomma, questo periodo, questa situazione che stiamo vivendo della seconda fase Covid. E dall'altro mi piacerebbe ecco, che facessimo una riflessione insieme anche sul messaggio
del dono. Credo che comunque il dono riesca anche oggi, anche nei prossimi mesi, a sconfiggere il Covid. Ecco, tu cosa ne pensi? Beh, io ti parlo da volontario. Il fatto che questa situazione di emergenza sanitaria ci ha colpito tutti, ha messo in difficoltà un po' la nostra attività. La nostra attività è basata più sul rapporto diretto, rapporto umano con le persone. Trasmettere un'emozione tramite un social o tramite una videoconferenza non ha la stessa valenza, non ha lo stesso effetto. Quindi per noi volontari, per me, è veramente più difficile arrivare a far capire il valore del dono. Però chiaramente questo non ci deve fermare e quindi si sta cercando di costruire, mettere giù le basi, trovare delle soluzioni alternative, come quello di essere presenti comunque nelle scuole, ma in videoconferenza. Ripeto, non è la stessa cosa, però non dobbiamo rallentare quello che stiamo facendo. Sicuramente è una nuova sfida anche per noi, perché siamo sempre stati abituati ad uscire, andare nelle piazze, parlare con le persone. Ora cosa facciamo? Ci dobbiamo richiudere in casa e non avere più il contatto con il mondo esterno? No, noi dobbiamo avere il contatto con il mondo esterno e quindi è un'altra sfida trovare soluzioni alternative per arrivare Sì. e i social in questo momento ci hanno aiutato molto. Ha aiutato anche me in questo periodo, perché comunque se non ti puoi muovere puoi comunicare lo stesso. E questa è, secondo me, per il momento, e spero che sia breve, l'unica possibilità che abbiamo di comunicare, di trasmettere. E come quello che state facendo voi come Fondazione Banca Occhi, con queste dirette, è importante. La gente deve capire che c'è molto da fare, c'è tanta possibilità di aiutare il prossimo, ma se non viene informata, se non lo sa, non so se tu sia d'accordo su questo. Aspetta che un passaggio si è saltato, se lo puoi ripetere. Ai ai ai. Eccoci Luca. Luca, mi senti? Sì, adesso ti sento. È andata Ecco, via se lì. puoi ripetere questo passaggio perché è saltato. Quello che state facendo voi adesso è molto importante perché questi sono messaggi che devono arrivare al cittadino, deve arrivare alle persone e se non vengono informati non hanno neanche la conoscenza per decidere e quindi rischiano di dire di no alla donazione perché non conoscono. Ecco perché è Certo, importante utilizzare questi strumenti e sicuramente anche noi ci dovremmo adottare in questo modo. Ti certo. anticipo, ti anticipo che alcune realtà scolastiche, le Sì, superiori, hanno già chiesto incontri online da gennaio. Quindi bello. questo ci gratifica perché vuol dire che le scuole riconoscono in noi le persone delle figure serie che possono anche portare questo messaggio importante, anche se è online. E Certo. questo è merito dei volontari quando vanno nelle scuole che lasciano un ottimo messaggio, danno una buona impressione. Quindi per me i volontari sono, come ti dicevo prima, una cosa fondamentale. Bene, caro Luca, qui il tempo vola, ahimè, e quindi il nostro tempo si è esaurito. La nostra pausa caffè l'abbiamo un po' allargata, ma insomma, cari amici, ne valeva la pena con Luca Cestaro, presidente AIDO Regione Veneto. Allora, caro Luca, riceverai la nostra maglietta, eccola qui, non perdiamoci di vista.
Fantastica, fantastica, bellissima, grazie. E che il cielo davvero sia sempre più blu per te e per Aido. Davvero un abbraccio forte a te e a tutti i volontari. Un'ultima cosa, Dimmi, Luca. anche io ho una cosa per voi. Questa qua. Grazie mille. Voi che siete sportivi con la Venice Marathon, ti regalo la borraccia simbolo di Aido. Grazie mille, l'accettiamo molto volentieri, molto volentieri. Un abbraccio allora Luca, noi ci incontreremo sicuramente in altre occasioni, però ricordo a chi ci segue l'appuntamento della prossima settimana, giovedì, puntuali come sempre le parole del dono, ore 14 in punto, e giovedì prossimo racconteremo una bellissima storia. Avremo due protagonisti, avremo Elisa Panfilio che ci racconterà di una storia straordinaria e del ricordo dell'amica Valentina, e avremo Gabriele Manzo, campione italiano di hip hop, che ha ricevuto un trapianto di cornea e porterà anche lui la sua testimonianza e ci racconterà della sua vita, com'è cambiata dopo questo inestimabile dono. Quindi grazie Luca, un abbraccio di cuore. Ciao, ci vediamo giovedì prossimo. Grazie, ciao. Ciao.